Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, al primo appuntamento del 2024 con il Sindaco Risponde. Allora benvenuto e buon anno al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buon anno a tutti voi, a tutti i radio e ai telespettatori. Come ha passato queste festività, Sindaco? Devo dire benissimo, con la mia famiglia, i miei nipoti. Ho fatto 7 giorni di tranquillità, siamo in 10 con 3 cani, un caos tremendo, però devo dire che mi diverto molto. E poi credo che sia importante anche staccare la spina, soprattutto per chi ha ruoli di anche importanza, che quindi deve sempre rimanere, come dire, connesso, però prendersi qualche giorno per staccare forse poi serve anche per ripartire più forti. Meno pressione, ma è bello stare in famiglia, mi auguro che tutti siate in famiglia, la maggior parte delle persone, perché si rilassa, si pensa in un'altra maniera. I nipoti giocano, insomma, in 10 con 3 cani. No? Chi ne fa le spese in termini operativi è mia moglie, però si vede che anche lei è un mondo, insomma, bello. Ed insomma, poi magari ne approfitteremo, Sindaco, anche visto che questa formalmente è la prima puntata del 2024, ne approfitteremo più avanti anche per fare un po' un bilancio di quello che è stato il Natale a Padova, di quelli che sono stati i giorni delle feste. Cominciamo però, e non potrebbe essere altrimenti, con l'attualità, con la cronaca, con un fatto purtroppo molto triste che è avvenuto all'Epifania, la notte dell'Epifania a Padova, all'ex Configliachi dell'Arcella in via Guido Reni, dove 3 persone, 3 senza tetto di nazionalità tunisina sono stati ritrovati privi di vita all'interno proprio di questo stabile abbandonato. Andiamo a vedere il servizio, riepiloghiamo un po' la vicenda, poi cercheremo anche di fare qualche ragionamento da un lato su come viene gestita l'assistenza nel territorio, dall'altro poi sul futuro dell'area dell'ex Configliachi. Andiamo a vedere il servizio però. È in stato di abbandono dal 2011 l'ex Configliachi di via Guido Reni nel quartiere Arcella di Padova, dove nella notte tra sabato e domenica sono stati ritrovati i corpi senza vita di 3 senza tetto tunisini, morti molto probabilmente per aver esalato del monossido di carbonio fuoriuscito da un braciere acceso. Uno stabile vecchio di quasi 100 anni che prima ha ospitato un istituto per non vedenti e poi una casa di riposo, ma che da 13 anni è soprattutto un luogo in cui sbandati e disperati trovano riparo, come sanno bene i residenti e i commercianti dell'Arcella. Questo è da anni riconosciuto, identificato come un grande buco nero, una vergogna, lungo la strada principale dell'Arcella, che è una delle arterie più importanti della città, dove passa il tram. E qui lo sa la polizia, lo sanno tutti, questo è un ricettacolo ideale per gli sbandati ma anche per la microcriminalità. Una tragedia che si è verificata paradossalmente proprio quando si sta per scrivere una nuova storia per l'ex Configliachi, e a scriverla saranno Comune e Provincia di Padova. Palazzo Moroni nel 2022 ha acquistato la facciata, la parte di stabile che dà su via Guido Reni, per poco meno di 1 milione di euro e grazie a un finanziamento di più di 5 milioni punta a riqualificarla realizzando un hub polifunzionale, biblioteca, laboratori e spazi di coworking, con i lavori che partiranno nei prossimi mesi. È ancora da definire invece il futuro della parte retrostante, la più ampia. Da tempo ci ha messo gli occhi la provincia, ma i discorsi si sono arenati sulla valutazione dell'immobile, stimata ora in poco meno di 2 milioni e mezzo di euro. Da 2 anni Palazzo Santo Stefano ha già a bilancio i fondi necessari per procedere all'acquisto. Ora manca solo il via libera della Regione, necessario perché si tratta di un edificio di proprietà di un istituto pubblico di assistenza e beneficenza. Su cosa realizzare all'interno di quegli spazi la provincia ha le idee abbastanza chiare. Lì si parlava di fare il nuovo Marchesi. Noi rimaniamo di quest'idea. Il Marchesi in questo momento è diviso su 4 sedi, ma siamo anche ben consapevoli che i metri cubi, cioè la volumetria che può essere sviluppata sul lotto che andiamo ad acquistare, non permetterà di fare interamente il Marchesi. Allora una seconda ipotesi su cui sto lavorando è quello, comunque in ogni caso, di acquisire l'area, su questo non ci sono dubbi, e di capire come sia possibile nelle immediate vicinanze trovare la formula giusta per realizzare un corpo di fabbrica, un edificio che contenga tutti i ragazzi di una scuola, ecco, senza doverla dividere in più pezzi. Sindaco, sarebbe il caso di dire insomma, che l'anno non è iniziato nel migliore dei modi, perché tragedie come queste sono veramente incredibili, lasciano l'amore in bocca. Quando il questore mi ha avvisato di questo disastro, perché sotto l'aspetto umanitario è un disastro, sono rimasto scioccato. Ragazzi giovani, tunisini, ragazzi non si sa esattamente, non sono stati ancora identificati. Infatti
questura ha mandato all'ambasciata tunisina impronte digitali per capire chi sono. Sono certamente giovani che sono immigrati senza autorizzazione, per carità, ma al di là di questo sono 3 ragazzi giovani, 18-19 anni, che sono morti, drammatica.